Io vedo nella stazione dei treni il proseguio dell'aerostazione, un'aerostazione che oggi ci sta proiettando con i numeri pre-pandemia in modo importante, e quindi sognare in grande non è vietato e io sogno in grande. In bici in stazione e con il treno fino all'aeroporto. Nel futuro di Treviso c'è anche questo. Tanto è l'entusiasmo per il via ai lavori di riqualificazione della stazione di Treviso presentati oggi proprio nello spazio destinato a diventare velostazione, che il sindaco Mario Conte va oltre guardando già al nuovo progetto per il quale serviranno questa volta i soldi dell'Europa. Intanto si parte con la stazione che cambierà volto in poco meno di 2 anni grazie ad un investimento di quasi 9 milioni e mezzo di euro da parte del gruppo RFI. Ricordo che questo intervento è inserito in un puzzle di interventi che vedrà protagonista anche la MOM, che vedrà protagonisti anche dei privati come il privato del Bastione Camuzzi, e vedrà impegnata anche l'amministrazione comunale, che oltre ad intervenire a supporto con fondi propri di questo intervento, interverrà anche nella vicina Piazza Giustiniani. Quindi quel quadrante che poi è la porta d'accesso ai turisti, per i turisti, e poi è un punto di passaggio lavorativo per i trevigiani, cambia volto. Rigenerazione urbana e integrazione tra gomma e rotaia, via libera alla riqualificazione anche della parte su San Zeno. Proprio oggi RFI mi ha confermato che all'interno del quadro economico troveranno le risorse anche per sistemare in 2 ingressi della stazione sul lato San Zeno, quindi il sottopasso e le 2 entrate del sottopasso sul lato San Zeno. Spostandosi poi sull'altro versante della stazione avremo il sottopasso integralmente rinnovato con le 2 uscite allargate e l'implementazione di un ascensore. Avremo poi integralmente rivisto il fabbricato viaggiatori, quindi la nuova biglietteria, i nuovi spazi comuni. Tutte le aree esterne saranno riviste all'insegna della sostenibilità, quindi con l'inserimento di piccole piazze, aree verdi. Qui in questo fabbricato sarà realizzata la velostazione con spazi anche per le rimesse. Una nuova ciclabile collegherà in sicurezza stazione e centro. In ottica di accessibilità, sempre in futuro il quadrante stazione ospiterà anche residenze per studenti, mentre i passaggi a livello saranno progressivamente soppressi. Il primo, quello in via Cacciatori.